Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Un buon inizio settimana a tutti amici dell'oroscopo di Radio.0. Iniziamo subito con le ultime novità. Ariete, una concentrazione planetaria potente fa registrare un'impennata vertiginosa delle vostre quotazioni, sia sul piano amoroso che professionale. Tra amicizia e amore il limite è labile, basta un niente perché a sorpresa sconfinino l'una nell'altro. Toro, un drappello di armigeri capitanati dalla luna prende di mira il vostro Urano. Oggi in famiglia è sensato rimanere nei ranghi e fare fronte unito, mi raccomando. Rapporti affettivi tra gioie e dolori, rimpianti e ricordi felici. A voi gestire con equilibrio il tutto. Gemelli, inizio di settimana energico e pimpante. Se vi piacciono i facili successi, approfittate di questo cielo speciale, privo di qualsiasi tensione e ricco di vantaggi soprattutto. Vecchi e nuovi ammiratori in arrivo, probabilmente qualcuno farà breccia e ne potrà nascere un'unione felice. Cancro, se cercate l'amore guardatevi intorno, potrebbe essere lì, a due passi, travestito da amicizia o da rapporto lavorativo, presto getterà la maschera. Professione guadagni, gli argomenti preferiti della giornata, qualche scoglio da affrontare e superare. Leone, il punto a sfavore della giornata è la luna nel segno opposto, con tutte le seccature che questo comporta, quindi malumore, scatti di nervi, insofferenza ad esempio. Se date alle opinioni degli altri il rispetto che meritano, ricordate di riflesso lo darete anche alle vostre. Vergine, compiti per casa per voi, chiamare per nome e identificare l'origine di ciò che vi crea disagio. Riconoscerlo sarà il primo passo per riuscire a superarlo. Focus sul lavoro in questo lunedì, il clima è un po' teso, meglio quindi per oggi soprassedere a qualsivoglia richiesta o rivendicazione. Bilancia, siete tra i segni meglio classificati questo lunedì, con la luna e il suo seguito in buona amicizia con il vostro segno. La ruota gira, godetevi l'attimo. Se avete un'attività autonoma o siete dipendenti, gli impegni oggi scivolano via veloci verso la realizzazione. Scorpione, lunedì da cestinare invece per voi, se fosse possibile naturalmente. A parte i contrattempi e le relative tensioni, ci si mette pure la gelosia a farvi vedere tutto rosso. Direttive contraddittorie dall'alto, il capo vi fa vedere i sorci verdi, pretendendo da voi l'impossibile. Sagittario, luna vitale in giornata, una vostra grande amica, a prescindere dalla presenza o meno della persona del cuore, oggi l'amore è il fulcro, il motore dell'esistenza, possiamo dire. Benissimo anche il lavoro, sbrigate rapidamente gli impegni e vi rimane pure una larga fetta di tempo libero. Capricorno, un lunedì di fuoco per il lavoro, magicamente ricompaiono in agenda o sulla vostra scrivania pratiche già archiviate e impegni già assolti. La soluzione è buttarsi a testa bassa nel lavoro, spegnete quindi il cellulare e preparatevi a gestire pure la gelosia del partner. Acquario, luna scalpitante anche per voi, nel segno però in questo caso, con tutta l'energia tipica del lunedì. Con una carica travolgente cavalcate imprevisti e cambi repentini senza cedimenti. Avete sufficiente fiducia in voi stessi per bypassare con nonchalance le critiche e agire di testa vostra. E chiudiamo con i pesci, stati d'animo fluttuanti, trasportati dalla corrente in diverse direzioni. Gli amici vi vogliono un gran bene, ma oggi proprio non vi capiscono. Lavoro impegnativo in giornata, soprattutto perché tra i colleghi pratici ed efficienti vi sentite dei pesci appunto fuor d'acqua. Ed è tutto quindi anche per questo lunedì dalle nostre stelle, noi vi auguriamo una buona giornata e naturalmente non dimentichiamo, buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0